Abbiamo pensato come Liceo Giorgione che poteva essere importante sviluppare un'esperienza con gli studenti, direttamente con loro, proprio con i rappresentanti di classi, i rappresentanti di istituto e in consulta provinciale, per coinvolgerli direttamente in un seminario di formazione, per renderli più consapevoli del proprio ruolo, per dare loro anche alcune indicazioni, fornire qualche strumento e qualche mezzo più pratico per essere più efficienti ed efficaci nello svolgere questo delicato compito a loro affidato dai compagni. Perché questo impegno? Un impegno gravoso certamente per noi docenti e responsabili dell'istituto, ma importantissimo per gli studenti perché riteniamo che sia sempre più necessario trovare delle modalità di cittadinanza attiva, di responsabilità condivisa nella gestione della vita della scuola. Più che soggetti passivi, gli studenti vogliamo che diventino soggetti attivi, che partecipano, che collaborano, che condividono le finalità del nostro piano dell'offerta formativa e quindi che condividono quelli che sono i principi e le finalità del patto di corresponsabilità educativa. Un documento che all'inizio dell'anno è stato sottoscritto dagli stessi studenti, dai loro genitori e dalla scuola. Un patto che declina i diritti e i doveri degli studenti previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Un nuovo strumento molto importante che ci aiuta a guidare la nostra azione, a indirizzare il nostro impegno, che appunto vogliamo sia sempre più condiviso, sempre più centrato sulla reciprocità del ruolo. Quindi siamo qua a Villa Immacolata per un seminario di 2 giorni, abbiamo cominciato questa mattina con una relazione introduttiva che ha cercato di chiarire appunto gli obiettivi e le finalità di questo nostro incontro. Nel pomeriggio si è approfondito l'identikit del rappresentante, cercando di fornire anche una valigia degli strumenti per essere più efficace ed efficiente nella sua funzione, dando come indicazione delle modalità di relazione che devono essere sempre più assertive piuttosto che passive o aggressive, fornendo poi una chiave, uno strumento che è appunto quello del brainstorming e del problem solving. Concluderemo questo nostro lavoro, questa nostra azione formativa con le relazioni di assemblea dove appunto i 5 gruppi creati e composti dagli stessi ragazzi porteranno indicazioni, osservazioni e proposte. Il liceo spera di ricavare da questa occasione qualche indicazione di miglioramento nella nostra attività che di anno in anno cerca di proiettarsi in avanti con delle iniziative appunto innovative tali da rendere le nostre condizioni di vita all'interno dell'istituto centrate sempre più e sempre meglio sul benessere dello studente.